Ricorre oggi la festività dell'Immacolata. Ad Agrigento si è svolto il tradizionale omaggio floreale dei Vigili del Fuoco, che si sono arrampicati su una scala dei loro mezzi fino a raggiungere il simulacro della Basilica in piazza San Francesco e hanno deposto dei fiori. Beh, oggi è una giornata bella, una giornata che sentiamo tutti e che anche per Agrigento è importante. È la festa dell'Immacolata, questa mamma che sentiamo vicina e che Dio ce la mostra tutta bella. E credo che oggi sia proprio la festa di Maria, la tutta bella, ma anche la festa della bellezza, della speranza. Se sappiamo guardare Maria non possiamo dimenticare di guardare il bello che c'è attorno a noi, proprio per recuperare quelle forme depressive che abbiamo dove ormai non riusciamo più ad apprezzare nulla, mentre Maria ci ricorda che come lei, piccola donna, è la grande bellezza di Dio. Ecco, anche noi siamo attorniati di bellezza, ma soprattutto il Signore in ognuno di noi vede un raggio di bellezza. Quindi l'augurio che ci possiamo fare è che questa luce che il Signore vuol far arrivare in questo mondo, nessuno di noi si prenda la responsabilità di farlo spegnere, ma che ognuno di noi si senta un raggio bello della luce. Dopo la celebrazione eucaristica pontificale, presieduto dal cardinale Don Branco, nel pomeriggio è prevista una solenne processione che partirà dalla Basilica per via Pirandello, proseguirà verso Viale della Vittoria, poi di ritorno e si prosegue fino alla chiesa di Sant'Alfonso, dove la Madonna sosterrà per una settimana, per cui sabato prossimo, 8 giorni oggi, alle ore 16, come l'andata così il ritorno, rientrerà in Basilica e apriremo la terza domenica di Avvento.